immaginate immaginate me che invece di fare un video subito, magari parlando delle parole di Conte, una bella analisi tattica, ho aspettato le 9 di sera per fare il video. I'm a moron! Cominciamo! Allora, vi arriva un po' tardi il video, avevo pensato di farlo da cellulare, però no, va fatto bene con gli screenshot. Perché Waiu, Corona è un genio, il coglione sono io che ho aspettato per sentirmi sta cosa, vediamo se... Perché molti di voi mi avete scritto, ma che ne pensi, ma hai sentito, sono usciti i nomi, le cose, eccetera, eccetera. E io vi ho risposto, se è la cosa di Marianucci, più o meno, già sapevamo, non c'è niente di nuovo. Mo' se dobbiamo sapere che Rachmani è bisessuale e va a giocare a poker con Edo De Laurentiis, va benissimo, se la vedessero tra di loro, se questa cosa è vera e falsa, se la vogliono portare in tribunale con Corona. Corona è un genio, lo sapete perché? Vi faccio vedere uno screenshot, 2 screenshot. Parto da questo e su questo voi lasciate il like, perché questo è lo screenshot dove Corona dice dà la colpa al suo procuratore, perché dà la colpa, e fa vedere sta fotografia qua. Lo sapete chi è questo? Si chiama Mihai Stoica, che attualmente dovrebbe essere il general manager dello Steaua Bucarest. Ha fatto il presidente della Superliga rumena, così. Il preparatore atletico. Voi non vi rendete conto di quanto questo... È proprio... è Vanna Marchi. È la Vanna Marchi che storicamente si dice se ci sono i coglioni vanno inculati, è giusto che sia così, e lui sta cavalcando questo stesso tipo di personaggio. Mi dà l'impressione, ed è un'impressione mia, quindi non può venire a New York a dire ah, mi hai detto questa cosa, no. È un'impressione. La mia impressione è che lui voglia veramente essere uno youtuber e non lo sa fare, perché dice cose che calcisticamente non stanno né in cielo né in terra, errori sparsi durante tutto il video, cioè io non cito nomi di miei colleghi youtubers che fanno questa cosa magari con un po' di faciloneria, ma sono tutti molto più preparati di Corona. Corona dice delle cose che sono tutte sbagliate, ma il titolo è falsissimo. Quindi qualora nel momento in cui un Leao, quando escono le cose un pochino più scabrose che trattano vita notturna eccetera eccetera, fa anche la cosa chiamerò i miei legali, non è vero niente eccetera eccetera, e lui in tribunale sapete cosa dice? Che durante tutto il suo video tiene scritto là sopra falsissimo, e che quindi le cose che sta dicendo sono una parodia, che è tutto falso. Poi all'interno di questi video lui avrà avuto qualche spiffero, qualche cosa vera sempre c'è, perché naturalmente si sa che in questo mondo ci sono, ma lui è coperto dal fatto che ha scritto falsissimo. È bellissima sta cosa, ma che genio! Le sponsorizzazioni all'inizio del video, gli abbonamenti. Allora ho preso questi screenshot che mi fanno ridere, che mi fanno divertire. Allora, quindi ha scaricato sul preparatore atletico, prima di tutto, il presidente della Romania. Poi Mazzocchi, per tantissimo tempo un leader del Napoli, gli ha fatto perdere la nazionale Conte. No, fermi, è bellissimo. Aspetta, perché lui dice che ha tolto ma tutto me lo so vista, perché stavo spezzando a metà, ma non esiste proprio, l'ho dovuto vedere tutto. Vanno tolte le poltrone, grazie. Anche il tavolo, no? Anche il tavolo, sì, portiamo via anche il tavolo in maniera che... Lui dice ha tolto Edo dallo spogliatoio, i metodi nazisti, dice Corona, lo dice Corona, di Conte, così che non mi vergogno di dire metodi nazisti, perché io... Cioè, lui ha descritto un allenatore che fa l'allenatore e che da questo video non esce assolutamente né ridimensionato, né come un uomo di merda, né come quello che è protagonista, anzi... Al massimo, se dovessimo noi credere a tutte queste cose qua, ne escono molto ridimensionati i giocatori. Perché? Perché Mazzocchi avrebbe scritto questo messaggio a... Ma volete ragionare un attimo? Mister, ma anche quest'anno faremo l'allenamento bisettimanale.
E per questo messaggio Conte lo ha messo fuori squadra. Perché lo ha messo fuori... Gaet, no, dice fuori squadra per aver chiesto... Che significa in italiano allenamento bisettimanale? Chiedo a voi che avete un cervello all'interno di una scatola cranica, nella scatola della partita. Allenamento bisettimanale significa che ti alleni ogni 2 settimane. Così io so, però io mi sono trasferito a New York una quindicina di anni fa, quindi può essere che l'italiano non lo conosco più. Mamma mia, cioè un despota, un nazista che chiede ai giocatori di allenarsi ogni 2 settimane e Mazzocchi chiede faremo l'allenamento bisettimanale e per questo motivo Conte non gli risponde nemmeno e lo mette fuori squadra, che tra l'altro non mi risulta. Mazzocchi è uno di quelli che ha avuto un minimo infortunio muscolare, ma proprio minuscolo, ed è stato sempre a disposizione. Dovrebbe giocare Mazzocchi, va benissimo. Preparatore atletico, ci siamo iscritti, Mazzocchi l'abbiamo fatto, dopodiché fa la vedi, falsissimo, fa la lista dei giocatori, bisessuale, gioca a poker. A me dispiace per Amir, perché poi sono cose brutte che molta gente ignorante può cavalcare, può creare dei meme, può creare dei presupposti. Comunque fa il nome di tutti i giocatori. De Bruyne, che secondo me non se ne fotte proprio, e vabbè. Lobotka, che gioca anche quando con Gilmour in grande spolvero, comunque gioca. Lui è contro Conte perché non lo fa giocare, vabbè. Anghissà, Meret, Rachmani, buongiorno, gli ha fatto perdere la nazionale perché fa una vita dissoluta. Ora i rumors su Buongiorno erano usciti, li sappiamo i rumors su Buongiorno. Il fatto che poi non giocasse benissimo, e ci abbiamo ragionato anche su questa cosa qua. Ma è colpa di Conte se mettesse fuori squadra un giocatore che fa una vita dissoluta? Non l'ha messo fuori squadra. Buongiorno ha giocato e non gli ha fatto perdere la nazionale. Buongiorno è stato convocato. Quindi nelle cose che lui dice cose falsissime che le porta come grandissimi scoop. C'è solamente uno che il calcio non lo segue e che segue il gossip in Italia, Savera Kiss, che dice hai capito, Buongiorno la persa nazionale per colpa di Conte. No, è bellissimo sto fatto. Un altro screenshot che mi sono preso, guarda, lo ha fatto giocare a piedi invertito per tutto il campionato e ha fatto 2 partite. Juan Jesus contro Conte, meraviglioso. Poi JJ, quindi lo ha messo fuori nemmeno mi risulta. Lang, che non si sono presi, vita dissoluta pure lui, si porta appresso Neres, il che ci credo. E poi la storia di Lukaku, eccetera eccetera, fino ad arrivare a Marianucci, che anche lì fondi di verità ci sono, perché sappiamo noi a Napoli, e noi a Napoli lo sappiamo, non lo deve sapere lui, che ci sono delle dinamiche che riguardano i procuratori, che alcuni giocatori hanno delle corsie preferenziali che vengono a Napoli anche se non vengono richiesti dall'allenatore, e poi Conte ha fatto il mercato, no, evidentemente no. E se poi Corona dice l'amichevole col Savona, forse è un amichevole col Savoia, chiedo perché magari ti è arrivato male il pizzino, oppure tu non hai idea, non hai seguito il ma perché non lo devi seguire, non è tua competenza. Quindi l'amichevole col Savona, Marianucci ha detto ma io devo giocare, io nell'Empoli. Conte ha fatto perdere la nazionale a Marianucci, è andato a Torino, poi non ha giocato, poi Conte ha chiamato ad Aversa e gli ha detto non lo fare giocare, nelle ultime partite ha pure giocato. Quindi io mi sto sentendo un attimo con gli amici bellini, qualcuno sta scrivendo delle cose, ma io non posso approfondire più di così, non ci riesco proprio, perché sono buttanate. E c'è leggevo, ma questo non lo posso dire, nel canale Telegram un amico ha avuto un'intuizione su quello che potrebbe essere poi quello che chiama Corona, no? Perché c'è sempre un tramite. Sembra quasi che sai, poco. Allora, di cui si sente solamente una voce un po' camuffata, che poi dice non ti preoccupare, ti porto io Meret, quindi fa uscire la foto con Meret con i soldi, è bellissimo. Voglio, è una parodia, è una cosa bellissima, è come
è come dire, che ne so, quello là, il Pancio che fa racconto calcistico in questo modo, la foto di Meret coi soldi perché gli ha dato 5.000 euro, lui lo prende e lo sputtana pure, prende i soldi e lo sputtana pure. È una cosa meravigliosa, perché noi non ci possiamo, noi non ci vendiamo. Però si piglia i soldi, poi i soldi... S'ha fatto 200-300 euro con la sponsorizzazione e forse arriverà qualcosa di più, magari se fa molte visualizzazioni su questo video, perché il tifoso del Napoli vuole sapere sempre le cose che riguardano la squadra e va bene così. Questa è l'idea mia, poi posso sbagliarmi, può essere tutto vero, può essere che il Napoli ha fatto l'amichevole col Savona, può essere che il preparatore sportivo, che a Mazzocchi gli ha detto l'allenamento settimanale, e il preparatore sportivo, che Mazzocchi il leader, e il preparatore atletico è quello là quel rumeno, presidente rumeno, può essere. Io che ne so. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Scusate se vi ho fatto perdere tempo, lasciate un like e iscrivetevi al canale, così. Tutti come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.